Assalto al bancomat della Banca Carige questa notte a Carasco. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello esterno ma non sono riusciti a rubare nulla. Indagano i carabinieri di Chiavari. In udienza il Papa ha ripercorso la visita alla Bulgaria e alla Macedonia del Nord. Francesco si è detto colpito dalla mitezza delle suore di Madre Teresa, un esempio contro la cultura dell'insulto. Un invito a vaccinarsi contro lo pneumococco. I nati nel 1954 possono farlo nei centri vaccinali ASL o dal proprio medico di famiglia. Il vaccino è utile per prevenire polmoniti e meningiti. La riforma del terzo settore, una sfida per tutta la Liguria. Anfas si appresta ad affrontarla. Rinnovati i vertici regionali, presidente e vicepresidente Giandario Storace ed Egle Folgori. Tappeto rosso a Sestri Levante per la terza edizione del Riviera Film Festival che mette sotto i riflettori il cinema Under 35. Sino a domenica proiezioni, dibattiti e laboratori. Prima edizione sul campo di Caperana della Coppa del Presidente. La sfida tra le neopromosse Aciassetta e Rupinaro Sport ha premiato i lavagnesi vincitori ai rigori del trofeo. Buonasera a tutti, bentornati al telegiornale. La cronaca in apertura, assalto al bancomat questa notte a Carasco. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello esterno della filiale della Banca Carige. Sono in corso le indagini dei carabinieri, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla. Questa mattina la filiale comunque ha aperto i battenti. La sintesi nel servizio. Un boato nel cuore della notte sveglia i residenti di Carasco. Sono le 3:51. Ignoti hanno appena fatto esplodere il bancomat esterno della filiale della Banca Carige in via Montanaro d'Isma. L'esplosione, avvertita quasi come una bomba, fa saltare il terminale, sparge detriti ovunque, rovina anche una parte dell'interno della banca. Sono i carabinieri di Chiavari a condurre le indagini. È stata una mattinata di lavoro intenso. La certezza è che il tentativo di furto è fallito. Nonostante la detonazione, spiega il comandante Angelo Gerardi, la paratia interna non ha ceduto e i cassetti del bancomat sono rimasti integri. Secondo una prima ricostruzione dei militari, i ladri avrebbero poi forzato la porta d'ingresso dell'istituto, anche in questo caso senza riuscirci. D'altra parte, il botto aveva a quel punto svegliato mezzo paese, imperativo dunque darsi alla fuga. I carabinieri stanno lavorando in queste ore proprio per ricostruire il percorso dei ladri. 2 le novità. Intanto, dalle immagini della videosorveglianza esterna della filiale della Carige e di quella del comune, le forze dell'ordine pensano di aver individuato la vettura. Anche alcuni testimoni, ascoltati dopo il fatto, hanno fornito dettagli utili per individuare il mezzo con il quale i malviventi hanno raggiunto Carasco. Un altro dato importante, ricostruito dai militari, spiega sempre il comandante Gerardi, è il numero dei ladri. Secondo le immagini dovrebbero essere non meno di 4 persone. I carabinieri sono al lavoro anche sui tabulati dei cellulari. Secondo Gerardi, che ha una grande esperienza al sud Italia, quella di stanotte a Carasco è una tecnica utilizzata di frequente al meridione, a Roma e anche sulla fascia adriatica. Il bancomat viene interessato da una miscela di ossigeno e acetilene che produce un gas esplosivo capace di smurare o far saltar via lo sportello. In questo caso i soldi sono rimasti all'interno. Forse anche grazie alla modernità dell'impianto, ipotizza Gerardi, il colpo non è andato a segno. Siamo all'informazione religiosa. L'udienza generale di questa mattina, il Papa è tornato sul recente viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord. Sentiamo. Papa Francesco è rientrato ieri sera dal suo viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord. La catechesi all'udienza generale di questo mercoledì non poteva che riandare all'esperienza appena vissuta, di cui il Papa fa quasi un resoconto ai numerosi pellegrini raccolti in piazza San Pietro. Col motto Pacem in Terris ho invitato tutti a camminare sulla via della fraternità e su questa via in particolare ho avuto la gioia di compiere un passo avanti nell'incontro con il patriarca della Chiesa ortodossa bulgara, patriarca Neofit, e i membri del Santo Sinodo. Furono i santi Cirillo e Metodio a portare il Vangelo in Bulgaria, tanto che San Giovanni Paolo II, ha detto Francesco, li ha nominati patroni d'Europa a fianco di San Benedetto. Essi di origine greca, da Salonica, seppero usare con creatività la loro cultura per trasmettere il messaggio cristiano ai popoli slavi. Santa Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje, è stata invece la presenza spirituale che ha accompagnato Francesco in Macedonia del Nord. Lei, dice il Papa, è l'immagine della Chiesa in quel paese e in altre periferie del mondo, una comunità piccola che con la grazia di Cristo diventa una casa accogliente, dove molti trovano ristoro per la loro vita. Sono rimasto colpito della tenerezza
della tenerezza evangelica di queste donne, e questa tenerezza nacque dalla preghiera, dall'adorazione, ma loro accolgono tutti, si sentono sorelle, madri di tutti, ma lo fanno con tenerezza. Tante volte noi cristiani perdiamo questa dimensione della tenerezza. All'opera di carità noi le buttiamo un bicchiere di aceto. No, la carità è gioiosa, non è acida. Queste suore sono un bel esempio. Che Dio le benedica tutte loro. E il Papa è tornato proprio su questi aspetti durante il volo di rientro, sollecitato dalle domande, come accade di consuetudine, dei giornalisti. Tra i vari temi l'esperienza del viaggio apostolico, il futuro dei giovani e il rapporto con la Chiesa ortodossa. Sono due le esperienze limite che il Papa porta nel cuore dopo il viaggio in Bulgaria e Macedonia del Nord. La prima è l'incontro con i poveri nel memoriale di Madre Teresa. Francesco spiega di essere stato colpito dalla mitezza, dalla capacità di accarezzare i poveri, dalla tenerezza delle suore. Oggi noi siamo abituati a insultarci. Un politico insulta l'altro, un vicino insulta l'altro, anche nelle famiglie si insultano fra loro. Non so dire che c'è una cultura dell'insulto, ma l'insulto è un'arma alla mano, no? Anche lo sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione. E vedere queste suore che curavano ogni persona come fosse Gesù. Un'altra esperienza limite che ha consolato il Papa è stata la prima comunione degli oltre 200 bambini a Rakovsky, in Bulgaria. Ho sentito che in quel momento quei 249 bambini erano il futuro della Chiesa, erano il futuro della Bulgaria. Durante il volo c'è tempo anche per parlare dell'incontro con la Chiesa ortodossa. In generale i rapporti sono buoni, spiega Francesco, e c'è buona volontà. Su alcuni temi storici, dice, come la canonizzazione del beato Stepinac, è stata istituita una commissione e si stanno approfondendo alcuni punti. Perché la verità sia chiara. Io non ho paura alla verità, non ho paura. Soltanto ho paura al giudizio di Dio. C'è una bella notizia annunciata oggi dal Papa, la andiamo a leggere sul sito della Radio Vaticana. È iniziata infatti oggi la missione tra i migranti di Lesbo. Il Papa lo aveva promesso, è iniziata la missione dell'elemosiniere apostolico, il Cardinal Krajewski, che porterà a migranti e rifugiati di Lesbo la sollecitudine e la vicinanza di Francesco. Con lui anche l'arcivescovo di Atene. Il viaggio, ricorda la Radio Vaticana, giunge a 3 anni dall'abbraccio del Papa ai migranti ospitati sull'isola greca. Torniamo sul nostro territorio. I nati nel 1954 entro la fine di maggio sono invitati a vaccinarsi contro lo pneumococco. È una campagna regionale a cui aderisce anche la nostra ASL per prevenire le gravi patologie che possono generarsi dalle infezioni dovute a questo germe. Sentiamo. Che cos'è lo pneumococco? Dunque, il pneumococco è un germe. È un batterio che può causare, diciamo, nella popolazione generale, ma soprattutto nella popolazione non più giovane, in particolare sopra i 65 anni, le polmoniti, che sono una malattia per cui spesso uno deve ricoverarsi in ospedale, e quando, diciamo, la malattia progredisce si può andare incontro alla meningite da pneumococco o alla sepsi, cioè l'infezione generalizzata da questo microrganismo. Perché è importante vaccinare i soggetti che hanno compiuto, che stanno per compiere 65 anni? Dunque, è un'offerta della Regione Liguria. In realtà il piano nazionale di prevenzione vaccinale, diciamo, raccomanda la vaccinazione a tutti i soggetti sopra i 65 anni con patologie, ma la Regione Liguria offre gratuitamente a tutti quelli che sono nati nel 1954, quest'anno, l'anno prossimo nel 55 e così via, offre l'opportunità di prevenire le malattie da pneumococco, in particolare le polmoniti, le meningiti e le sepsi, mediante la vaccinazione. È per questo motivo che noi, diciamo, recependo la raccomandazione della Regione Liguria,
abbiamo mandato a tutti i soggetti nati nel 1954 una lettera con invito a vaccinarsi. È questo il periodo migliore per vaccinarsi, perché uno forma le sue difese, i suoi anticorpi, come si dice, in maniera tale che poi nella stagione autunno-invernale uno è protetto nei confronti di questo germe. Noi, come ripeto, abbiamo inviato a tutti i soggetti, quindi sono circa 1800 persone, l'invito a vaccinarsi, e ci si può vaccinare o nei nostri ambulatori, quindi negli ambulatori ASL, oppure ci si può vaccinare presso lo studio del proprio medico curante. Un invito a tutti gli ascoltatori e telespettatori è quello di aderire alla nostra offerta, perché attraverso la vaccinazione uno previene efficacemente una malattia che spesso può dare incontro a complicanze, quindi può portare al ricovero ospedaliero, e talora le complicanze sono serie, soprattutto per i soggetti affetti da patologie croniche, e quindi la raccomandazione è: vaccinatevi tutti, quelli che sono nati nel 1954, ma anche quelli che hanno una patologia a rischio. Sono partiti gli interventi di pulizia del canale delle Acque Bianche di Corso Lavagna a Chiavari, nel tratto che attraversa via Cesare Battisti sino ad immettersi nel fiume Entella. Negli anni, si legge in una nota del Comune, l'incuria e la mancata manutenzione hanno portato all'accumulo di materiale di deposito pari a 1 metro. Questa mattina poi in Vico Malpertuso sono riprese le operazioni di videoispezione del canale che da via Mafalda di Savoia si innesta in via Entella. Grazie alle riprese sono stati individuati 2 impedimenti che dovranno essere eliminati. Sarà necessario richiudere Vico Malpertuso poiché la parte centrale di condotto, compresa tra la piscina comunale e via Entella, risulta per metà bloccata. L'intervento sarà effettuato dopo la chiusura delle scuole. Infine, in via Grimaldi si va avanti con la pulizia del canale di deflusso delle Acque Bianche per recuperarne la portata massima. Incontro oggi a Chiavari tra il sindaco e il nuovo questore di Genova Vincenzo Ciarambino. In particolare si è svolto un sopralluogo al commissariato chiavarese, sede della Polizia di Stato e della Polizia Stradale. Sono state discusse le principali criticità dell'edificio di proprietà del Comune affinché si possano trovare al più presto delle soluzioni. In questa occasione il primo cittadino ha espresso gratitudine ai poliziotti di Chiavari per il servizio di tutela dell'ordine pubblico svolto con impegno e professionalità durante le partite di Lega Pro di quest'anno, disputate al Comunale dalla Virtus Entella e dall'Albissola. Parliamo ora della riforma del terzo settore, una sfida cruciale per le realtà no profit del territorio. Fra queste c'è l'ANFAS, che assiste oltre 1000 persone in Liguria con oltre 600 dipendenti. I vertici regionali sono stati appena rinnovati. Sentiamo. Giandario Storace presidente, Egle Folgori vicepresidente. Ai vertici regionali di ANFAS sale il Tigullio, in un momento non facile per il terzo settore, con le sfide della riforma aperte sul tavolo dei vari enti in tutta Italia e quelle più specifiche che riguardano la Liguria. C'è il nuovo accreditamento, c'è stato il rinnovo, e ci sarà il rinnovo contrattuale dei lavoratori che pertanto prevede maggiori costi, e con queste difficoltà che l'ente pubblico sta affrontando, chiaramente per le nostre strutture, non solo di ANFAS ma tutte le strutture, è particolarmente difficile al momento. Noi abbiamo delle responsabilità perché abbiamo un carico persone con disabilità, le loro famiglie, tutte persone fragili, pertanto ci sentiamo coinvolti. Io credo che questo sia il messaggio che deve passare. ANFAS in particolare conta sempre sulla sensibilità delle istituzioni pubbliche locali. A livello regionale sono 8 le sedi ANFAS operative: Sanremo, Imperia, Albenga, Savona, Genova, Villa Gimelli a Rapallo, Tigullio Est a Chiavari e La Spezia. Una realtà importante, la sola Genova, tramite la cooperativa Genova Integrazione, braccio operativo di ANFAS, assiste quotidianamente 500 persone con disabilità. In tutta la Liguria raggiungiamo il 1.000.000, con tutta una serie di strutture cooperative molto all'avanguardia, e anche le strutture più che prima non gestivano servizi come Spezia o come Sanremo, nell'ultimo periodo invece si sono molto attivate, e sempre in convenzioni nel socio-riabilitativo con le varie ASL
seguono Serriva. È un lavorone. Noi tra l'altro impieghiamo 600-700 persone in tutta la Liguria, perché 300 sono solo a Genova e poi ci sono più di 500 lavoratori, ma direi anche 700 ormai le raggiungiamo. Un bus panoramico tra Chiavari e Sestri Levante è un servizio che sarà avviato nel Tigullio orientale da ATP. Si tratta di una linea di mezzi panoramici scoperti che entrerà in funzione alla metà di giugno tra Sestri Levante e Chiavari, passando per Lavagna, e i comuni coinvolti daranno il loro contributo. L'iniziativa si fonda su un accordo commerciale tra ATP Esercizio e Bus Company, azienda esperta di questo tipo di trasporti nella provincia di Cuneo, dunque una sorta di gemellaggio tra Langhe e Tigullio. Che cosa intende fare la Giunta regionale per salvare la 35esima Expo Fontana Buona? Lo chiede con un'interrogazione il consigliere regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi. L'edizione di quest'anno potrebbe saltare, spiega Garibaldi, citando l'agenzia di sviluppo GAL genovese, per problemi economici e logistici. Sarebbe importante, conclude il consigliere, che la Giunta ligure intervenisse per garantirne lo svolgimento. Cambiamo argomento, è entrata nel vivo la terza edizione del Riviera Film Festival di Sestri Levante. Sul tappeto rosso sono passati artisti di fama internazionale. La particolarità di questo appuntamento è il suo essere rivolto ai registi under 35. Un viaggio insomma alla scoperta del cinema che verrà, ma anche della nostra società. Sentiamo due dei protagonisti, l'ideatore del festival e la madrina della terza edizione. Io amo Sestri Levante, la Liguria fa parte della mia vita. E dopo tanti anni passati negli Stati Uniti ho deciso di fare qualcosa anche per i posti che mi hanno reso felice. Pensavamo di trovare molte più porte chiuse, in realtà le istituzioni politiche ci hanno aiutato sotto il profilo logistico. C'è ancora tanto da fare, in quanto noi vorremmo che si investisse di più in cultura. Speriamo in futuro di avere più aiuto economico, diciamo, però il festival rimane sempre un festival indipendente. Ecco, la cifra di questo festival è l'età giovane dei registi, è un momento felice per i registi così giovani, under 35, o c'è difficoltà a trovarne veramente bravi? No, abbiamo visto tantissimi film. Devo dire, l'unica cosa riscontrata che hanno questi ragazzi una visione del futuro o del presente non troppo positiva, manca una certa positività, quindi abbiamo un po' fatto fatica a trovare per esempio delle commedie, questo è un po' un segnale per tutti noi. Questi ragazzi hanno una visione non positiva, non so per quale motivo, posso immaginare, ma bisogna cercare di cambiare le cose. È la prima volta qui a Sestri Levante? Sì, è la mia prima volta, sono incantata, già non voglio andare più via. È una sicula che si innamora della Liguria. Cosa pensi di questa edizione, questo festival che si rivolge soprattutto ai giovani registi? Ma io penso che questo festival sia qualcosa di meraviglioso e di urgente. C'è un parterre di ospiti internazionali pazzesco, dei titoli qualcosa l'abbiamo già vista, qualcosa ancora no, che toglie il fiato. Il fatto che c'è la possibilità, no, di creare un festival, di dare lo spazio ai giovani in un paese che non è necessariamente sempre per giovani o sempre aperto a dare il posto, sempre è un'occasione questa straordinaria e che oltretutto abbia questo impatto sul territorio, perché c'è la sala veramente, io non mi aspettavo una cosa del genere, così, insomma, anche così sentita dal territorio, quindi nonostante il festival sia giovane, perché è ancora solo una terza edizione, è un incanto. Anche Liguria Crea Impresa è stata tra i protagonisti della terza edizione del forum di The European House Ambrosetti Liguria 2022 che si è svolto a Palazzo Ducale a Genova nella sala del Minor Consiglio. La presidente di YLab, Vittoria Gozzi, ha illustrato alla platea di imprenditori e professionisti le 3 idee vincitrici dell'edizione di quest'anno. Si tratta di Up for You nella categoria ambiente, ideata da Alessandro Broglia, il cui obiettivo è migliorare l'impatto ambientale degli hotel.
Poi Riviera Experience nella categoria Food Turismo, illustrata da Lorenzo Montanari. L'obiettivo è riunire in una piattaforma le migliori esperienze della regione Liguria. E nella categoria Blue Economy, Endless di Antonio Augeri, che propone la creazione di un marchio di costumi realizzati con bottiglie di plastica raccolte sul territorio. L'obiettivo è quello di cambiare l'approccio al consumo delle nuove generazioni. Oggi, 8 maggio, è l'anniversario della nascita del fondatore della Croce Rossa. In questa data si festeggia l'operato svolto dall'ente attraverso i tanti volontari che si impegnano per aiutare chi soffre. È anche l'occasione per mettere al centro il legame indissolubile e la stretta collaborazione che c'è tra la Croce Rossa italiana e le realtà comunali. Per celebrare anche i 100 anni della fondazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da oggi sino al 12 maggio la bandiera della Croce Rossa sventolerà sulla facciata di Palazzo Bianco a Chiavari. Adesso vediamo gli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 9 maggio, dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico in via Costa Aguta 4 a Chiavari. Su prenotazione è possibile usufruire del servizio didattico gratuito a cura del personale interno. In occasione della Festa dell'Europa, a partire dalle 9.30 in piazza dei Ferrari a Genova, ci sarà l'iniziativa Numero Unico 112, numero amico dei bambini. Gli studenti delle scuole saranno accolti dalle forze dell'ordine e dai funzionari dell'ASL, regione e comune. La storia di una promessa, le mareggiate e il cambiamento climatico, le nostre azioni concrete di prevenzione è il tema dell'incontro laboratorio in programma alle 10 al Porto Antico di Genova in occasione di Slow Fish. Alle 17 nella biblioteca di Sesta Godano un nuovo appuntamento con il Maggio dei Libri. Tema del giorno: dal baule di Leonardo, incontro con i bambini sul personaggio di Leonardo da Vinci. Alle 17 nella saletta d'arte della stazione ferroviaria di Bugliasco sarà presentato il libro di Marina Salucci dal titolo Se esistessimo davvero. Alle 18.30 Y-Lab ospita nella sede di via Gagliardo a Chiavari l'iniziativa Jazz in Y-Lab. A suonare in concerto ad ingresso libero sarà la band di Marta Arpini, il Cinematic Quintet, 5 ragazzi talentuosi che hanno studiato in Olanda al prestigioso Conservatorio di Amsterdam. Concludiamo con lo sport, il calcio, parliamo della prima edizione della Coppa del Presidente Giulio Ivaldi, disputata al Daneri di Caperana, in campo le vincitrici dei campionati di seconda e terza categoria. La sfida tra Acciassetta e Rupinaro Sport è stata vinta dalla Acciassetta, che si è aggiudicato il trofeo battendo i chiavaresi 10-9 ai rigori. La partita era terminata sul risultato di 3-3 nei tempi regolamentari. Le interviste. Le conchiglie che sono partite forti e hanno giocato un buon calcio. Ma io penso che abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra, una signora squadra che ha vinto il campionato di seconda categoria, una squadra tecnica con un grande centravanti, infatti si è visto. Ma io sono contentissimo della prestazione perché i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere un gran gruppo, una buona squadra. Sono contentissimo così. Complimenti innanzitutto al Rupinaro perché hanno fatto bene tutto l'anno, perché non è mai facile vincere, è sempre un percorso che ogni squadra, ogni società sa benissimo, quindi siamo contenti noi oggi di aver vinto contro il Rupinaro, perché il Rupinaro è una squadra che ha dei grandi valori e sicuramente anche l'anno prossimo farà molto bene, perché comunque si vede che c'è una base su cui si può lavorare bene. Complimenti a tutte e due le squadre. Poi invece per quanto riguarda il nostro percorso con un po' di sofferenza perché potevamo chiuderlo un po' prima e invece abbiamo dovuto giocare l'ultima giornata, l'abbiamo portato a casa, però ecco, siamo contenti, ora ancora qualche giorno di festeggiamento e poi testa alla prossima stagione. Stiamo per dare la linea al telegiornale da Roma, un titolo che troviamo sul sito dell'Ansa Liguria. Toti, il risparmio dei liguri sia investito sul territorio. A dirlo quest'oggi, occorre che il risparmio privato dei genovesi e dei liguri non resti nelle casseforti delle banche, ma venga investito in maniera produttiva. Non è possibile essere la cassaforte d'Italia e avere un tasso di investimento privato più timido di altre regioni che hanno molto meno risparmio. Lo ha detto appunto il presidente della regione rivolgendosi ai grandi risparmiatori e invitandoli appunto ad
ad investire sul territorio. La Liguria, ripetuto, è una cassaforte del risparmio. Il prestito medio per ogni ligure è superiore a quello del ricchissimo nord-ovest, superiore alla Lombardia e al Piemonte. Ma nelle grandi iniziative di sviluppo territoriale messe in campo a Spezia, a Genova e a Savona c'è pochissimo risparmio ligure, c'è poca imprenditoria locale. Secondo Toti, l'iniziativa pubblica deve essere un volano per far tornare gli imprenditori e i grandi risparmiatori a investire, per unirsi agli investimenti pubblici. I risparmi nelle banche infatti non producono ricchezza e lavoro. Dunque il governatore aggiunge: se è vero che il primo fondo di investimento mondiale è interessato a Carige come scrigno del risparmio, credo che gli imprenditori liguri debbano investire quel denaro per dare sviluppo. Più grandi sono, più la loro funzione sociale deve essere marcata. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Missione Mondo. L'informazione locale tornerà domattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.